Pierpaolo Pandolfi non sarà il prossimo direttore scientifico del VIM di Padova, il prestigioso istituto di ricerca di medicina molecolare. Il consiglio di amministrazione della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, infatti, ha deciso all'unanimità di revocare la nomina. Pandolfi, genetista italiano di fama mondiale, avrebbe dovuto raggiungere Padova da Harvard, dove però è stato accusato di molestie da una ricercatrice del suo laboratorio. La notizia aveva spinto il direttore scientifico uscente, Luca Scorrano, e il Comitato Scientifico Internazionale del VIM alle dimissioni di massa. La decisione di revocare l'incarico a Pandolfi è stata assunta con profondo rammarico, fa sapere la Fondazione, ma pur tuttavia si rende necessaria dopo aver appreso la vicenda nella quale il professor Pandolfi è stato coinvolto, di cui la Fondazione non era stata informata. Francesco Pagano, presidente della Fondazione, aveva confermato la nomina di Pandolfi, ma oggi il CDA ha fatto marcia indietro. Soddisfatto della decisione unanime presa dal Consiglio di amministrazione anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, una decisione che riafferma ancora una volta, dice, l'importanza di etica e rispetto per le donne. La Fondazione procederà al più presto alla nomina del nuovo direttore scientifico del VIM, allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca.